in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in apertura del penultimo appuntamento stagionale con Panorama Sardo Speciale Estate. Siamo nella biblioteca dell'aeroporto di Cagliari e, come tradizione, nell'ultimo appuntamento di agosto facciamo il punto della situazione sull'andamento dell'aeroporto più importante per numero di voli, numero di passeggeri della Sardegna. Un aeroporto che vive tutto l'anno e che mi sembra oggi, 30 di agosto, possa confermare i numeri del 2019, che era l'obiettivo che l'amministratore delegato Renato Branca si era posto questa primavera. I numeri di agosto sono effettivamente confortanti e ci riportano ai dati del 2019, che era stato per l'aeroporto di Cagliari l'anno boom. Già dal mese di aprile in effetti i numeri si sono avvicinati a quelli del 2019, maggio addirittura li ha superati e poi a partire da giugno, luglio ed agosto abbiamo confermato questo trend assolutamente positivo. Nel dettaglio, 600.000 passeggeri in transito nel mese di agosto, per una somma che riguarda i 3 mesi dell'estate che sfiorò il 1.600.000. Sì, siamo tra 1,6 milioni e 1,7 milioni, perché mancano gli ultimi dati degli ultimi 2 giorni di agosto e ci avvicineremo più al 1,7 milioni nei 3 mesi. Ecco, se dovessimo assegnare la palma del vettore che è andato meglio in questo trimestre? Allora, sono andati molto bene tutti. Sicuramente Ryanair ha dato un impulso determinante da quando nel mese di maggio appunto ha insediato la terza macchina di base a Cagliari e questo ha dato una propulsione notevole al numero dei voli e al numero dei passeggeri. La continuità territoriale comunque rimane una nota dolente. La continuità territoriale è una nota molto dolente perché soprattutto nei mesi estivi abbiamo assistito ad un calo veramente inspiegabile, ma questo era già programmato e questa è la cosa ancora più inspiegabile, nello scalo di Cagliari dove nel mese di luglio abbiamo avuto un calo del 38% del numero dei voli rispetto allo stesso periodo del 2019 e quello di agosto addirittura del 40%, quindi sono numeri importantissimi che se non fossero venuti a mancare da programmazione della Regione Sardegna, cioè ci tengo a precisarlo, era un qualcosa già di preordinato nel bando e che riguarda solo l'aeroporto di Cagliari, ecco, se non si fosse determinata questa gravissima, secondo me, carenza, avremmo avuto dei numeri ancora più entusiasmanti. Però non ci lamentiamo perché il dato è comunque positivo. Come siete riusciti poi a bilanciare questa difficoltà nella continuità? Allora, la difficoltà nella continuità è stata bilanciata sia dalle rotte alternative, diciamo, alla continuità che d'estate hanno avuto ulteriore impulso, penso a Bergamo piuttosto che Ciampino ed altri scali dove comunque in primis Ryanair appunto è determinante come numero di passeggeri e di voli e poi anche gli altri voli non di continuità o non simili alla continuità, penso ai voli dall'estero, soprattutto dalla Gran Bretagna che l'anno scorso per esempio erano stati completamente assenti. Di norma i nostri appuntamenti con l'amministratore delegato sono nel suo ufficio, questa volta ha scelto
la biblioteca perché è stato un fiore all'occhiello nel corso dell'estate. Io leggo questo librone pieno di complimenti dei passeggeri. Sì, siamo veramente soddisfatti e lo sono in modo particolare io personalmente, perché era una mia idea da tanto tempo, e vedere l'afflusso di persone che mensilmente registriamo sicuramente ci conferma tutti i nostri buoni propositi di allora. Quanti sono gli scali italiani che hanno una biblioteca? Cagliari è l'unico aeroporto nazionale che è dotato di una biblioteca all'interno dell'aeroporto. Siamo particolarmente fieri di questo, ma ci piacerebbe cominciare a condividere con gli altri aeroporti in modo che il servizio di prestito possa essere reso ancora più capillare tramite la rete aeroportuale, cioè prendo il libro a Cagliari e lo restituisco a Milano. No? Tutto gratuitamente. Tutto assolutamente in maniera gratuita. Come era nata questa idea? Quest'idea era nata viaggiando, avendo visto delle bellissime biblioteche aeroportuali in giro per l'Europa, tra tutte quella di Amsterdam, che è la prima in assoluto al mondo, e a seguire quella di Tallinn in Estonia, che comunque aveva una bella biblioteca all'interno dell'aeroporto. Siccome Tallinn ha numeri molto simili a quelli di Cagliari come numero di passeggeri, ho detto va bene, c'è riuscita a Tallinn, ci dobbiamo riuscire anche noi. E così è andata avanti. Da dopodomani entriamo nella fase autunnale. Possiamo avere, Branca, le previsioni, le vostre previsioni? Le previsioni al momento, tutti i voli sono in vendita e sono molto interessanti, perché tornando sempre a Ryanair possiamo verificare che, a dispetto di quello che si è detto anche recentemente su alcuni organi di stampa, che le low cost non siano più tali, non è assolutamente vero, perché basta ovviamente non cercare il biglietto oggi per domani e le tariffe continuano a essere molto interessanti. Ebbene, dicevo, Ryanair quest'inverno come programmazione ha la programmazione più alta nella sua storia all'aeroporto di Cagliari, quindi siamo particolarmente contenti di questa situazione. Siamo in chiusura della nostra chiacchierata. Qual è l'obiettivo che si è messo più ambizioso? L'obiettivo più ambizioso è quello di superare quest'anno i 4 milioni di passeggeri per tornare a numeri veramente interessanti, e secondo me i presupposti per poterlo fare ci sono. Speriamo che tra crisi economiche, guerre e pandemia non ci si metta qualche altra cosa a intralciare questo lavoro. Un'altra domanda delicatissima. Cagliari ha un'aviazione generale, dall'altra parte della Sardegna c'è il record europeo di transiti quotidiani, 200 aerei al giorno. Perché non riusciamo al sud a sfondare su questo settore? Non riusciamo ancora a sfondare su questo settore perché non ci sono le strutture che esistono ad Olbia. Olbia ha una storia particolare della Costa Smeralda, che da decenni offre delle situazioni particolari su tutte gli yacht, le ville e le strutture alberghiere. Nella nostra regione, nel sud della Sardegna, diciamo, queste strutture esistono, ma sono ancora troppo limitate per poter avere dei numeri così importanti. Certo, siamo contenti di come stanno andando le cose, perché anche su questo abbiamo dei numeri positivi rispetto agli anni passati, nonostante manchino i russi. Molto bene, grazie Renato Branca, amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. Adesso andiamo con la linea alla regia, dopodiché faremo il bilancio di un evento che ha avuto un successo straordinario proprio a Cagliari, al Poetto, a Marina Piccola. Parliamo della Festa del Gusto che si è appena conclusa e il nostro Umberto Palumbo ha proprio tracciato il bilancio di un successo. Grazie Branca. Grazie a voi. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità.
Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, allora oggi Panorama Sardo vuole portarvi nei percorsi estivi in un vero e proprio street food all'aperto. Siamo nel crocevia estivo della città di Cagliari. Marina Piccola. Sì, questo è uno street food internazionale con operatori che arrivano dal resto dell'Italia e anche dall'estero. Abbiamo l'Argentina, Cuba, il Messico che ogni anno si riuniscono qua in Sardegna per fare con noi il tour in tutta la Sardegna, che abbiamo appena la musica appena ultimato e siamo adesso fermi qui a Marina Piccola dal 3 agosto fino al 20. Alessia, alle nostre spalle vediamo tanti avventori, voi avete tenuto non con difficoltà ma con impegno questa festa del gusto anche durante la pandemia, ma oggi cosa si prova a vedere tante persone che degustano prodotti nazionali, sardi ma anche internazionali? Ma è un'emozione anche perché, come giustamente hai detto tu, abbiamo lavorato anche nel 2020 e 2021 ma senza spettacoli, tutto contingentato, non era una vera festa. Questo si chiama la festa del gusto perché oltre a mangiare tanti tipi di cibo la gente balla, si diverte e quest'anno finalmente ci siamo goduti un po' di vita, ecco. La Sardegna è sold out, siamo già dopo Ferragosto ma insomma il trend è sempre in crescita. Voi avete sbarcato a quasi 100.000 presenze. Sì, per fortuna la città e i turisti hanno risposto bene, è diventato un punto di riferimento nella città di Cagliari, per cui molti cagliaritani la sera sono venuti qua non solo a mangiare qualcosa ma anche a bere qualcosa, ascoltare musica e rilassarsi, e ci fa piacere essere diventati un riferimento per questa città. L'indotto è molto interessante, ci sono 90 stand, compresi quelli culturali, non solo dello street food, e oltre 200 operatori, ma addirittura Messico, Argentina. Come si fa a coordinare tutto questo? Ma ci vuole molta organizzazione, perché comunque gestire un villaggio di questo genere non è come gestire un mercatino oppure una fiera, è necessario portare tanta corrente. Noi abbiamo un generatore da 200 kW, un tipo di impianto molto particolare esterno, perché loro viaggiano naturalmente hanno tutte le attrezzature per la cucina, per cui friggitrici, insomma tanta cucina su strada.
per cui non è semplice. Poi naturalmente c'è tutta una logistica che segue anche l'aspetto della differenziata, i rifiuti, la pulizia, che è importante naturalmente per poter fare un evento di questo genere. Ma voi non vi occupate solo di questo evento, diciamo questo è l'evento estivo principe, Festa del Gusto, Marina Piccola, il cuore della città fra il Poetto e la Cagliari che tutti amiamo. Sì, noi per variare facciamo anche altri eventi. Quest'anno avevamo un doppio tour tra la Festa del Gusto e la Fiesta Latina, un format latinoamericano con molti spettacoli che adesso si trova a Santa Teresa di Gallura. E poi durante l'inverno facciamo concerti, abbiamo Revivas, facciamo il Cartoon Fest, il villaggio di Babbo Natale, insomma non ci annoiamo. E allora adesso con le immagini del nostro Antonio Carta andiamo a vedere questi street food internazionali e a conoscere anche il direttore artistico della Festa del Gusto 2022. E con questa musica caraibica siamo con Antonio Piludu, il direttore artistico della Festa del Gusto 2022. Antonio, ben trovato. Grazie Umberto, bentornato anche te. Com'è andata questa Festa del Gusto che è in auge dal 3 agosto, siamo a fine mese, un successo? Ma è stato un gran successo, tra l'altro continueremo fino al 28 di agosto, ci sono stati tantissimi spettacoli, tra cui io posso ricordare il Radio Queen, ci sono stati i Dogs on Wheels, i Big Mama che si sono esibiti su questo palco e devo dire che ogni volta è stato un grande successo, ogni volta sempre gruppi con un genere musicale diverso, un po' per accontentare tutti i gusti dei cagliaritani e non solo, anche dei turisti. Antonio, tu ti occupi anche di animazione a livello diciamo privato, a livello anche di eventi pubblici come questi. Come stiamo riassaporando la normalità? Bene, finalmente possiamo fare quello che potevamo fare 2 anni fa, 3 anni fa, pre-pandemia. È veramente una bella botta di vita, vedere tutti che ballano, perché poi oltre ai gruppi abbiamo avuto anche dei DJ, quindi è veramente una bella sensazione. Veramente. Marina Piccola è una location quasi naturale, vediamo adesso alla nostra destra che c'è un ballo latinoamericano, ovviamente con protagonisti persone che arrivano proprio da Cuba. Sì, lui è Felix, un grandissimo nostro amico che ogni sera dopo lo spettacolo poi si esibisce così con altri cubani, altri latinoamericani, ci alliettano con questo tipo di musica, questo tipo di balli. Antonio, fa sempre piacere vedere l'internazionalità nella nostra Sardegna. In queste serate c'è stata, però io ti vorrei chiedere, il cagliaritano, il sardo, come ha affrontato questo evento? Perché bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto. Sì, no, guarda, allora, l'ha affrontata molto bene, vedo gente che c'è qui tutti i giorni e non sto scherzando, le persone che vedi qui a fianco forse sono mancate una sola volta, un solo giorno. Però il cagliaritano ha apprezzato tantissimo, lo dimostra anche il fatto che comunque non trovi parcheggio qui a Marina Piccola, c'è gente che addirittura è arrivata fino all'ospedale marino e è tornata indietro perché non ha trovato parcheggio per arrivare qui, è sentita questa manifestazione, quindi vuol dire che il cagliaritano ha bisogno anche di queste cose qui. E allora, ringraziando Antonio Piludu, il direttore artistico della Festa del Gusto,
con la nostra telecamera andiamo a vedere un po' questi gusti. Indubbiamente lo street food nasce in tutte le città del mondo, ma dobbiamo strizzare l'occhio sicuramente a Napoli e oggi siamo qui con Antonio Verdicchio che sta preparando pizza fritta, la pizza classica fritta napoletana, sì. Ci dici la ricetta? Ricetta non ci sono segreti, la classica che facciamo è con ricotta, ovviamente un misto bufala, mozzarella misto bufala e pomodoro. Col tuo street food giri il mondo e porti quella che è l'essenza della tua terra, quindi della Campania. Come sono i riscontri? I riscontri sono molto buoni. Portiamo Napoli in giro nel mondo ovviamente e siamo orgogliosi della nostra tradizione partenopea e farlo conoscere a tutta l'Italia e ovviamente anche alla nostra Europa. Cagliari somiglia a Napoli? Sì, parecchie persone partenopee, parecchie persone sia dell'entroterra partenopea della Campania, diciamo. Allora, grazie Antonio, ti vediamo terminare questo e poi con il nostro operatore che è un tuo omonimo Antonio sicuramente l'assaggeremo. Va bene. Grazie. Grazie a voi. E dalla pizza fritta napoletana ci spostiamo a un altro prodotto, Biella, ma siamo con un pit master. Simone, benvenuto. Buonasera a tutti. Simone, questa cultura della tua cucina, cultura americana del barbecue. Sì, l'American Barbecue è uno stile che arriva dagli Stati Uniti e durante i miei viaggi sono stato appunto 2 anni negli Stati Uniti, ho imparato ad apprezzare questa cucina e ho voluto sperimentare in prima persona questo tipo di cottura. Tu sei andato proprio a vedere sul posto come funziona, lo stai portando in giro per il mondo. Come sei stato in questi giorni, in questi oltre 20 giorni nella festa del gusto qui a Cagliari? Benissimo, vorrei trasferirmi qua perché si sta da Dio veramente. Noi ti accogliamo volentieri visto anche la tua passione per la cucina. Il pubblico come ha recepito il tuo prodotto in questi giorni? È piaciuto parecchio, tanta gente è tornata, ci ha fatto i complimenti, nonostante sia un prodotto diciamo di alta fascia, quindi non proprio cibo da piazza perché magari costa un po' di più rispetto a quello che è l'offerta diciamo della piazza, però la gente è tornata, quindi sì, noi non possiamo farvi vedere o meglio farvi sentire profumi. Il gusto, però possiamo farvi vedere le immagini di questi prodotti cucinati con grande maestria. Grazie Simone, buon lavoro. Grazie, buona serata. Il nostro giro per l'Italia continua e arriviamo nella magnifica Sicilia. Siamo con Salvatore Accetta. Salvatore, io vedo qui pasta di mandorle. Sì, esatto, pasta di mandorla. Raccontaci un po' la tua produzione. No, non siamo noi produttori, acquistiamo e rivendiamo, però acquistiamo in un laboratorio che è tutto a livello artigianale. E li portiamo in giro per tutta Italia, dalla pasta di mandorla al marzapane alla ricotta per fare i cannoli. Io qui vedo tutti i colori della Sicilia, il rosso, il giallo dei limoni, l'arancio, insomma anche qualcosa a forma di cornetto che non guasta mai. Sì, poi questo uno si bizzarrisce in base alla fantasia. Questi sono diciamo i frutti che più si vendono e la gente li preferisce di più e quindi diciamo abbiamo portato tra frutta, verdura, ortaggi eccetera. Però qui c'è anche, come si dice, il primo amore non si scorda mai, il cannolo siciliano e la cassata. Sì, il cannolo rigorosamente palermitano e la cassatina siciliana. Dico rigorosamente palermitano perché tutto viene appositamente da Palermo appunto per svolgere questo genere di attività. Salvatore, cosa porterai della Sardegna al tuo rientro a Palermo? Come sono stati questi oltre 20 giorni di kermesse, festa del gusto in una piazza importante come quella di Marina Piccola?
Vabbè, porti dalla Sardegna, mi porti in Sicilia, sempre cultura, perché è sempre bello ovunque si va. È bello stare qui, comunque lo facciamo da diversi anni, non è il primo anno e quindi ci andiamo adattando da isolani e abbiamo delle cose in comune, quindi viene molto più semplice adattarsi. Va. Sì, è questo. Va. La bellezza dell'isola. Bello, veramente bella, un pochino dappertutto. E allora con Antonio Carta non ci resta che assaggiare anche i cannoli siciliani e poi continuiamo anche con quello che gioca in casa, il gusto sardo. E allora, come vi abbiamo promesso, da tanto street food nazionale e internazionale, col fumo ma non temiamo, Marianna, gli arrosticini di pecora. Sì, arrosticini di pecora sardi, freschi, artigianali. Noi trattiamo solo alimenti sardi, quindi manzo sardo, bue rosso, hamburger di pecora, la purpuzza. Io, come ho detto prima, non possiamo far sentire i profumi, ma vi assicuro che il gusto è eccezionale. Cara Marianna, voi da Cagliari questi li fate in tutta la Sardegna, li portate? Lo giriamo in lungo e in largo in tutta la Sardegna. La festa del gusto com'è andata? Per noi va sempre bene la festa del gusto, gli organizzatori sono molto bravi, sanno fare il loro lavoro e quindi difficilmente vanno male gli eventi quando organizza Alessia Ivan. Grazie, allora soddisfiamo la fila per gli arrosticini e noi col fumo, col gusto della pecora continuiamo. E come potete sentire dalla musica in sottofondo, da un momento all'altro alla festa del gusto siamo arrivati in Argentina, siamo con Claudio Caldera che è il coordinatore di questo stupendo stand. Ciao Claudio. Ciao, com'è? Come va? Tutto bene. Quanta carne avete servito in questi giorni? Questi giorni, 1000 chili, non so come si dice bene, però troppo. Sì, troppa carne, troppa. Voi siete rinomati per la carne in Argentina? Sì, certo, guarda tutto quello. La Sardegna vi piace? Sì, molto, bellissima. Una isola fantastica. Intanto gli stand sono tutti belli, straordinariamente organizzati, il vostro ha comunque una visione, voi girate il mondo. Sì, sai, guarda, è il più bello del mondo questo stand. Certo, è il tuo, è il più bello del mondo. Qual è la richiesta più strana che avete avuto in questi giorni, se c'è stata? Pollo troppo cucinato, proprio nero. Sì, un pollo nero. Voglio un pollo proprio nero. Ma magari era un pollo abbronzato, però. Sì, però proprio nero, no. Così non si mangia, però vabbè. Se ne piace alla gente, noi lo facciamo, no? Claudio, quanto è importante portare la propria terra in giro per il mondo e farlo nel modo migliore? È importantissimo perché così facciamo vedere a tutti lo che facciamo noi. Quindi tutti domenica facciamo l'assato con la famiglia. Quello sì, così, un ambiente bello, di famiglia. Noi qua i ragazzi la passiamo bene con la canzone, tutto, come si dice, proprio bello, non lo so. Dall'Argentina ci siamo spostati di nuovo in Campania perché la nostra bella Sardegna è la patria dell'Icnusa, una birra eccezionale e qui ce ne sono tante in questi stand e la birra partenopea ce la facciamo raccontare da Sergio Esposito. Noi siamo un piccolo birrificio artigianale, siamo una nuova realtà, da 2 anni cerchiamo di estenderci sul territorio nazionale. Abbiamo deciso di venire qua in Sardegna sapendo che qua è la terra di una bella birra, Icnusa. I sardi sono molto orgogliosi della loro birra, però noi ci difendiamo bene. Città di mare, che vai, piatti che trovi, vero Roberto? Certo. Genova è da sempre, oltre a essere una città di mare, ma anche una città gastronomica fantastica. Come anche la Sardegna, chiaramente roba di mare, mentre la Sardegna c'ha un po' più di terra, buona, Genova tutto mare.
La vostra paranza, pescato del giorno, sta facendo faville stasera. Piace, tanta gente ritorna, chi l'assaggia ricompra, perché è un buon misto di paranza, c'è di tutto, baccalà, cozze, triglie, acciughe. Io però sono andato sul pesto e su un tortello e sono rimasto quasi innamorato. Il pesto è il piatto tipico genovese, quindi meglio di qualcos'altro sicuramente il pesto è il pesto. E allora da Genova ci spostiamo in Brasile. Io ormai sono stato adottato dalla Sardegna, vivo a Celargius e ho un ristorante brasiliano anche a Cagliari. Quindi non hai fatto molta strada come i tuoi colleghi argentini e di altri paesi? No. Senti, quindi tu hai una doppia valenza, devi rappresentare il Brasile ma anche la Sardegna. Come sono stati questi oltre 20 giorni di street food? Sì, diciamo che è stato bello fare il Ferragosto qua a Cagliari. Abbiamo ricevuto tantissime persone, tantissimi turisti, quindi è stato bello. Bene, quindi non resta altro che riprendersi questa normalità, vero? Sì, guarda, è talmente bello ritornare a lavorare senza restrizioni, quindi siamo davvero contenti. E allora con la verve e l'allegria del Brasile ci spostiamo in Messico per i saluti su questo speciale Panorama Sardo Estate Festa del Gusto. A livello di street food cosa avete proposto voi? Abbiamo sempre proposto la cucina messicana, facciamo i tacos, nachos e i burritos, sono tipico cucina messicana e lo facciamo con molto piacere. E il pubblico come ha reagito con la vostra offerta? Ci ha accolto benissimo, sì, tutte le giornate, tutte le serate sono state bellissime per noi. E allora noi dal Messico qui a Marina Piccola siamo pronti a rientrare, dare la linea alla regia. Panorama Sardo continua la sua navigazione estiva e continuate a seguirci. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo.
dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirs.it. Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, siamo in uno dei luoghi più spettacolari della nostra regione, siamo a Cannigione, siamo a Cala del Falco, un hotel del gruppo Delfina che si distingue per la politica legata alla tutela, alla preservazione, ma soprattutto all'esaltazione di quello che l'ambiente della Sardegna sa mostrare in mezzo pianeta, se non dappertutto. Ho qui con me Elena Montoni, che è chiaramente a capo di quella che è la politica legata all'ambiente, legata alla tutela del verde del gruppo Delfina. Elena, qual è stata per voi la gioia nel ricevere il più importante riconoscimento come resort che cura il verde al mondo? È stata una felicità, perché dopo tutti questi sforzi, perché da 25 anni, posso dire, non è una cosa recente, nel primo Deplian Delfina c'era lo slogan "La natura come progetto" e abbiamo proseguito questo progetto durante tutti questi anni. A coronare i nostri sforzi ultimamente c'è stata una politica molto serrata sull'uso di energie rinnovabili e anche sul controllo della plastica, e quindi politiche anche plastic free, come le 68.700 bottiglie di plastica risparmiate ogni anno. Abbiamo evitato di mettere nell'atmosfera esattamente 19.000 tonnellate di CO2 negli ultimi 5 anni, ed è la quantità che viene assorbita da 119.000 alberi in un anno. E questa è una specie di scudetto, è facile così vincere il premio. I vostri 12 alberghi 5 e 4 stelle utilizzano al 100% energia rinnovabile, ma possiamo avere un esempio di come un ospite possa apprezzare questo tipo di scelta? Sicuramente dall'arrivo, perché diciamo che tutti i nostri ospiti ci fanno i complimenti proprio perché riconoscono una certa sensibilità, e un discorso è quello che si fa da un punto di vista gestionale, quindi il risparmio di CO2 piuttosto che l'acquisto di materiali che possono essere biodegradabili. Devo dire che il cliente apprezza soprattutto l'attenzione, per esempio anche quella dell'utilizzo di piante autoctone, perché si rende conto che c'è anche così un risparmio di acqua, e quindi sono tanti gesti, dalla linea cortesia che è fatta con certificazioni eco, sono tanti piccoli gesti, piuttosto che per esempio anche la cucina orientata al chilometro zero o il nostro progetto Selezione Delfina, nel quale sono racchiusi diversi artigiani del gusto locali, piuttosto che le camere arredate con gli arredi degli artigiani del posto. Sono tante piccole azioni che sono coerenti e che sposano questo progetto. Una cartolina strepitosa dedicata al verde, incastonato in quest'arco di costa che appunto è meraviglioso. Suo papà Francesco è stato appena nominato Cavaliere della Repubblica. Ecco, un percorso di tanti decenni, in che modo avete festeggiato?
Abbiamo festeggiato in un modo molto semplice, tutti assieme con una bella torta, quindi diciamo che è stato un qualcosa che ci ha reso orgogliosi, non soltanto noi come famiglia ma sicuramente tutta l'azienda, anche perché è un percorso che poi è un impegno che ha sviluppato non soltanto nel privato ma anche nel pubblico, perché è stato sindaco per diversi anni e quindi si è impegnato sotto tanti punti di vista, in primis nel territorio. Ecco. Un'eredità forse pesante, ma che state portando avanti con grande orgoglio, determinazione e soprattutto visione. Ecco, dove va Delfina? Dove volete andare? Delfina vuole essere coerente perché sicuramente le nostre scelte del passato ci hanno consentito di essere quello che siamo oggi e ci hanno anche permesso di distinguerci e di farci apprezzare. Si parla di ambiente e di sostenibilità adesso, ma non ne parliamo davvero da tanto tempo, quindi siamo sicuri che queste siano delle scelte valide e soprattutto ci crediamo perché fa parte del nostro DNA. A proposito di bottiglie, di torte per festeggiare, cosa avete aperto per questa stagione 2022 che ha già da adesso numeri straordinari? Un bel Brut selezione Delfina, quindi un Brut prodotto in Sardegna unicamente per noi, che fa parte appunto del progetto Selezione Delfina, uno dei tanti prodotti selezionati da noi in collaborazione con tanti artigiani del gusto, con i quali collaboriamo sia in Gallura che in tutta la Sardegna. Stagione 2022 con numeri che sono straordinari, milioni di arrivi che probabilmente non pensavamo causa guerra, causa post pandemia, ma insomma questi dati dicono che si sta nel comparto turistico, alberghiero, della ricettività, anche extra lusso, si stanno facendo dati migliori rispetto a quelli ante pandemia, quindi del 2019. Com'è la situazione per il vostro gruppo? Allora, noi aspettiamo di vedere la fine della stagione per fare un bilancio esatto. Sicuramente è stata una stagione con tante difficoltà dal punto di vista gestionale, dall'aumento dei costi alla ricerca del personale o altro, però siamo soddisfatti perché riteniamo che nel quadro complessivo della situazione, anche considerando le difficoltà con i trasporti dall'estero e altro, è stata una buona stagione. Che numeri avete? La cittadina è stracolma di energie e di presenze. Quali sono i dati a oggi di questa estate di grande ripresa? I dati sono ottimi, dopo anni sicuramente difficili torniamo a vedere i numeri vicini al 2019. Nel 2019 abbiamo avuto più di 1.200.000 presenze, quest'anno ottimisticamente parlando speriamo di superare il 1.000.000, ci siamo già vicini. Quali sono le provenienze? Avete un'idea di chi apprezzi davvero la Gallura? Fanno la fila ai porti, agli aeroporti. I dati recentissimi parlano di 200 voli privati all'aeroporto di Olbia quotidiani, sono numeri straordinari. Abbiamo un grande ritorno di persone che arrivano dagli Stati Uniti, ovviamente anche i tedeschi sono sempre i nostri affezionati visitatori, diciamo che il trend si è spostato su queste nazionalità e poi a seguire comunque abbiamo visitatori che vengono davvero da tutto il mondo. Le chiedo anche a lei il commento sulle affermazioni del sindaco che manifestava un certo disagio, comunque una cautela, quindi quasi la necessità di avere un'attenzione diversa su quelli che sono i grandi numeri. Lei come la vede? Allora, assolutamente dobbiamo agire con molta cautela su grandi numeri. Noi abbiamo un territorio molto delicato, un ecosistema che va preservato e anche un patrimonio costiero che per quanto possa essere banale da dire, però va veramente aiutato a rimanere tale. Quindi assolutamente noi puntiamo molto sulla qualità, la quantità certo serve probabilmente in questo momento per agevolare la ripresa, però sicuramente una qualità che è quella che noi abbiamo imparato ad amare, no? Nel corso anche di questi 100 anni, sicuramente ci qualifica anche agli occhi del mondo intero, non solo dell'Italia.
Il G20 nel 2023 è chiaramente un'occasione di studio, di approfondimento, di condivisione. Per questo appuntamento avete anche il modo di rafforzare la collaborazione con l'Università di Cagliari. Di cosa si tratta? Esattamente, siamo molto orgogliosi di questa collaborazione, la attuiamo già da qualche anno, portiamo avanti dei progetti che coinvolgono proprio il nostro territorio grazie alla persona del professor Gianmarco Chiri che ci onora della sua grande presenza e soprattutto della presenza dei ragazzi che lui porta sul territorio e questo ci permette di far conoscere proprio la realtà anche ai giovani che sono assolutamente la nostra fonte inesauribile di idee e di progetti. Nel G20 verranno coinvolti anche loro, anche l'università in primis, anche con professori, anche con nomi eccellenti che ci daranno un supporto anche scientifico per garantirci proprio quello studio che ci permette, come dicevamo prima, di preservare il nostro territorio. La formazione per Arzachena è importante e quindi sicuramente passa con un collaboratore di fiducia, ecco, con un'istituzione come quella dell'università. Se lei avesse la bacchetta magica e ha un problema da risolvere nel suo assessorato, quale vorrebbe risolvere? Questa è una bellissima domanda, perché in realtà si chiedono sempre tanti soldi, no? Si chiedono sempre tanti soldi, probabilmente chiederei una collaborazione più fitta con la Regione, sicuramente sì, perché il turismo è valorizzazione territoriale e probabilmente la Regione dovrebbe essere la madre della valorizzazione. Uno dei più importanti eventi del comparto turistico si terrà ad Arzachena e questa è una gran bella notizia perché rende merito alle potenzialità del territorio, a una municipalità attivissima che sa chiedersi le domande giuste, che sa porsi i quesiti giusti e noi ne parliamo con il vice sindaco di Arzachena, Cristina Usai. Signora, quali possono essere le prospettive, la lettura da dare per il prossimo G20 che ospiterete nel maggio del 2023? La lettura che dobbiamo dare è naturalmente quella di una grandissima visibilità per il nostro territorio. Siamo il primo comune della Sardegna in termini di presenze, quindi possiamo essere considerati come il comune trainante dell'isola per quanto riguarda il turismo, perché effettivamente i numeri parlano chiaro. Quindi avere questa grande opportunità di ospitare il G20 dopo aver partecipato per anni e essere entrati di diritto dall'inizio nell'insieme, nella comunità del G20, ci rende veramente onore. È un'opportunità molto importante, permette di dare visibilità al territorio, alle problematiche soprattutto che devono essere affrontate per le comunità come le nostre, che devono affrontare situazioni particolari, perché la maggior parte dei comuni del G20 sono comuni cosiddetti fisarmonica, sono come il nostro un comune di circa 13.800 abitanti, quindi neanche 14.000 abitanti, che si ritrova durante l'estate ad avere una marea di visitatori, non chiamiamoli turisti, chiamiamoli visitatori perché amano visitare il nostro territorio e quindi affrontiamo delle problematiche relativamente all'ordine pubblico, relativamente alla naturalità del nostro territorio, che non sono parametrate a quello che effettivamente quelli che sono i servizi che dobbiamo offrire. Ecco, intanto a proposito di servizi, poi li vediamo da vicino perché credo che siano nella vostra agenda. L'amministrazione sicuramente avrà a cuore un'offerta, un bouquet di proposte in entrata e in uscita, proprio fisarmonica come diceva lei. Intanto qual è il picco massimo al quale accennava nel periodo estivo di massima presenza dei visitatori? Allora, arriviamo a punte di 250.000-300.000 persone, questo vuol dire che parametrata su una media annua noi dovremmo essere gestiti come una cittadina da 60.000 abitanti, invece effettivamente tutto parametrato ai neanche 14.000 abitanti. Per questo è molto importante anche la lotta che i comuni del G20 stanno portando avanti, che è quello dello riconoscimento dello status di città balneare, perché questo potrebbe permettere ai comuni di utilizzare liberamente le loro risorse senza vincoli di destinazione, quindi poterli utilizzare dove più servono, quindi nella gestione dei rifiuti ad esempio, nella sicurezza pubblica, nei servizi medici per i quali invece purtroppo abbiamo grosse difficoltà.
Il sindaco Roberto Ragnedda proprio di questi giorni un'intervista alla Nuova Sardegna dove non è che l'abbia lamentata, ma ha sottolineato un dato di fatto. Questo numero enorme di automobili, quindi di mezzi e di persone, ha un impatto molto importante sul territorio e quindi la quantità danneggia, mettiamolo in questo modo, lo faccio io, ma dico danneggia oppure non fa apprezzare le straordinarie bellezze pubbliche, quindi la quantità che va a discapito della qualità. Qual è la sua lettura? E lo chiedo al vice sindaco. Allora sì, noi ci ritroviamo ad avere in questo periodo un carico antropico molto importante. Tant'è vero che ci poniamo il problema intanto dei servizi che dobbiamo offrire, ma anche della preservazione del nostro territorio. Ed è anche questo uno degli argomenti che vengono affrontati proprio nel G20. Dobbiamo stare attenti al nostro territorio, quindi stare attenti all'erosione delle nostre coste, cercare sempre di rendere il nostro territorio fruibile ma sempre bello. D'altronde il nostro territorio è il nostro biglietto da visita, quando il visitatore viene deve essere pulito, ordinato, decoroso, quindi quello che dobbiamo portare avanti è proprio è fondamentale il decoro per l'ospitalità, ma anche per non solo per i nostri visitatori ma anche per noi stessi che viviamo il nostro territorio tutto l'anno, anche perché sempre più persone stanno decidendo di trasferirsi a vivere nel nostro territorio. Che non è un dato da trascurare. Se ci fosse un esempio, c'è di sicuro un esempio virtuoso, un modello, una best practice che vi piacerebbe emulare per alcune parti, perché la nostra etnia, il nostro modo di essere e il vostro modo di essere galluresi magari mantiene una sua ragion d'essere proprio perché è così e non ha imitatori. Però se ci fosse qualcosa da copiare, quale sarebbe? Abbiamo purtroppo un sistema di trasporti che non è all'altezza delle richieste. E poi dobbiamo comunque sicuramente migliorare, o almeno i nostri operatori devono avere anche la possibilità di trasformare le loro strutture ricettive, in quanto molte di queste sono datate, se così vogliamo dire. Quindi avrebbero bisogno, in tutta libertà e nel rispetto logicamente delle norme, di quello che è la nostra natura, la possibilità di trasformare le strutture ricettive in strutture più moderne e che comunque quindi attirano di più il nostro visitatore. Con il vice sindaco possiamo chiudere entrando nel merito del G20, chiaramente un'agenda in continua evoluzione che tiene conto di quelle che sono le specificità, anche queste spesso nuove o comunque venate da varie altre considerazioni. Quali saranno le risposte che darà Arzachena al gruppo che si ritroverà qui nel maggio del 2023? Le risposte sono quelle di portare avanti insieme a loro tutte le istanze che riguardano i comuni stessi, ma anche le attività economiche che risiedono dentro i comuni. Infatti non si tratta di affrontare soltanto le problematiche relative alle spiagge, all'erosione, al turismo in generale, ma anche problematiche molto più importanti, più tangibili, non più importanti, più tangibili, poiché ad esempio ultimamente le aziende si trovano in grandi difficoltà, hanno fatto dei preziari che riguardano la stagione estiva e poi si ritrovano ad avere un bilancio che andrà in pareggio e rischia anche di andare in negativo poiché c'è stato il caro bollette e quindi anche queste sono le istanze che la rete del G20 cerca di portare avanti, dare proprio aiuto alle imprese. Invece il territorio, dove andrete a dislocare i tavoli di lavoro del G20 il prossimo maggio? Cercheremo di toccare tutto il territorio perché è giusto che tutto il comune di Arzachena con le sue aziende, con le sue peculiarità abbia la giusta visibilità verso l'esterno. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo
in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta, via inarrestabile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Allora, l'Hotel Sporting è sorto una sessantina di anni fa, quasi assieme allo sviluppo sul Porto Cervo di quella che è stato l'epopea della Costa Smeralda. Siamo con Giuseppe Molinas, una famiglia nota, un brand, un cognome di spessore internazionale nel mondo del sughero, che poi ha investito, ha avuto una visione anche quello turistico, nautico e così ad avanzare. Ecco, siamo all'Hotel Sporting, una delle perle della Sardegna del Nord, della Gallura. Giuseppe, per voi che tipo di stagione si sta andando a completare? Quest'anno è stata una stagione positiva, una stagione di ripresa, dopo comunque il problema del Covid, dopo appunto le ultime vicissitudini a livello mondiale di questa guerra in Ucraina che comunque ha creato un po' di squilibrio nelle prenotazioni. È stata sicuramente una stagione, la prima stagione di vera ripresa, è una stagione che ci deve dare un segnale per quello che sarà, se noi investiremo nel modo adeguato, quello che nei prossimi anni. Ecco, investire, quindi avere strategie, quindi avere programmazione. Secondo lei quali sono, e per la sua famiglia, quali sono i primi passi, anche così dal punto di vista strategico, da dover compiere? Allora, noi come famiglia adesso abbiamo diversificato dal mondo del sughero ormai 30 anni fa e abbiamo già un programma per i prossimi 3 anni che è quello dell'apertura di altre 2 strutture sempre tra Portorotondo e Marinella, perché vogliamo andare a servire al meglio un target che è presente in questa zona della costa. Cosa chiede questo target nuovo che probabilmente si rifà anche ai primi anni di Portorotondo, alla visione che aveva il conte Donà delle Rose? Cosa vi chiedono? Certo, la visione del conte comunque rimane, perché Portorotondo è un borgo, bisogna vederlo come un borgo a misura d'uomo, dunque alla gente piace. Chi viene a Portorotondo vuole dei servizi, ma dei servizi fruibili semplicemente, perché si deve sentire rilassato, si deve sentire tranquillo, si deve sentire a casa, dunque godersi la vacanza senza andare incontro a file, senza andare incontro a troppo caos e anche a disagi a livello comunque di massa della gente che viene a Portorotondo. Portorotondo è un borgo
Portorotondo è un consorzio che cura in modo particolare quelle che sono le esigenze di sicurezza, le esigenze del verde, e fa sì che un portorotondino venga qua per godersi Portorotondo di giorno, di notte, durante tutto il suo periodo di vacanza. In queste parole c'è tanto anche di quello che in questi giorni il sindaco di Arzachena, Roberto Ragneda, ha sottolineato. La quantità non fa tanto bene a un luogo come la Costa Smeralda e come l'area di Portorotondo. È d'accordo anche lei? Sì, certo, perché comunque la quantità per essere accolta al meglio deve prima avere un programma che ti permetta di sviluppare al meglio i servizi già esistenti, perché se noi non sviluppiamo i servizi già esistenti e non ne creiamo di nuovi, tutta questa gente che arriva naturalmente vuole usufruire delle spiagge, per esempio, o comunque dei ristoranti, o comunque di quello che è il borgo, e ci trova in una situazione un po' di difficoltà. Dunque dobbiamo programmare al meglio, cercando di diluire la gente nei periodi, diciamo, di spalla, così chiamati, che possono andare da aprile fino a settembre, perché riusciamo anche ad attirare un altro tipo di target, sempre di fascia media alta, che però magari altri hobby, se così possiamo chiamarli, che possono essere la pesca, piuttosto che la vela, piuttosto che adesso eventi sportivi che possono creare un indotto in periodi in cui si può allungare facilmente la stagione. Ecco, allungare la stagione, che è un vecchio tema della Sardegna, strabella, straammirata, che però concentra magari in 60 giorni numeri che probabilmente potrebbero essere spalmati meglio. A proposito di questo tema, gli eventi sportivo-turistici hanno un ruolo importante, la Regione ne ha cavalcati diversi. È questa la politica da seguire? Sì, certamente per creare degli eventi a livello internazionale si ha bisogno di un intervento, diciamo, governativo o nel nostro caso regionale, perché è importante che la Regione ci aiuti non solo ad individuare gli eventi, ma anche a pubblicizzare nel modo più opportuno, perché tutti sappiamo che la Sardegna è bella, anzi forse noi sardi un po' meno degli altri, ma nel periodi di maggio, giugno come quest'anno abbiamo avuto tanta bella gente alto spendente, che ha goduto al meglio forse di quelle che sono le bellezze naturalistiche e anche paesaggistiche della Sardegna. Detto che la politica pare efficiente, pare virtuosa, se lei dovesse chiedere un intervento rapido, facilmente spendibile, quindi traducibile in risultati all'assessorato competente, quindi a quello del turismo, oppure all'intera giunta regionale, quale sarebbe? Io chiederei già adesso, che siamo ad agosto, di pensare a quello che succederà ad aprile, perché noi tutti operatori non possiamo trovarci a gennaio, febbraio con ancora l'insicurezza di come, di chi, come saranno i trasporti, quanto costeranno, perché questo crea in un sistema Sardegna quello che è un po' il dubbio di chi va a prenotare, perché noi dobbiamo pensare che forse gli italiani sono un po' last minute, però tutta l'altra parte dell'Europa già dalla fine di agosto, settembre, già programma per maggio o giugno, non sapendo i costi, non sapendo quali sono i voli, non sapendo quali sono appunto i modi per arrivare in Sardegna, ci crea tantissime difficoltà. Dunque noi vogliamo che già adesso la Regione faccia questo passo, insieme agli operatori appunto del settore, per capire come e chi ci fornirà quelli che sono i servizi già nella stagione 2023. Quindi eliminare le incertezze, eliminare i dubbi, però qualche certezza ce l'abbiamo. Se lei dovesse dire a un probabile visitatore, turista, cliente, ospite, vieni a trovarci, lo Sporting ti accoglierà, cosa le direbbe? Gli direi che da qui, cioè in questa struttura da 60 anni la gente viene per godere non solo del paesaggio della Sardegna, ma specialmente a Portorotondo per rilassarsi, perché lo Sporting è una casa, non è un albergo. Infatti se lo vedete è tutto su un piano, perché quella è l'idea che vogliamo dare a chi viene, al nostro visitatore, che si trova a casa, anche se non è a Milano, e in Sardegna magari, come abbiamo visto, c'è un mare bellissimo e si può rilassare tranquillamente. Allora chiudiamo in bellezza. A questo visitatore proviamo a disegnargli un menù. Quale sarebbe il menù di Giuseppe Molinas per un ospite che arriva ad aprile e vuole godersi la vera anima sarda? Beh, naturalmente, visto che abbiamo la possibilità in Sardegna di avere comunque una cucina molto interessante, e in Gallura, perché noi siamo galluresi, naturalmente possiamo iniziare con magari dei ravioli di ricotta dolce, oppure possiamo anche andare ad assaggiare della carne, non solo il porcetto, ma anche altre tipologie, proprio il cinghiale, che è una cosa che insomma è molto apprezzata, che non si trova facilmente negli altri ristoranti. E come brindiamo? Beh, naturalmente non possiamo che brindare con un vermentino di Gallura, sicuramente.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, un'altra straordinaria perla della Gallura, siamo da Vigne sul Rao, siamo in uno scorcio di paradiso, perché qui alle mie spalle vedrete dei vigneti straordinariamente in fiore, appena distanti, in alcuni stanno già iniziando a vendemmiare, quindi qualità che stavolta potrebbe superare la quantità, ma è questo il tassello della politica aziendale delle cantine sul Rao. Sono con Tino De Muro, l'amministratore delegato, ideatore e fondatore di quella che è una storia che si sta rivelando straordinaria. In patria quindi e anche all'estero. Com'è la situazione, Tino? Ma diciamo che ci stiamo normalizzando rispetto agli anni precedenti che, come tutti ben sapete, abbiamo avuto i problemi noti e quindi stiamo riprendendo quello che era rimasto in sospeso nel 2019, abbiamo ripreso quei numeri e li stiamo scavalcando. Quindi state consolidando un trend che è molto importante. Su 10 bottiglie, quante rimangono in Sardegna e quante vanno all'estero e su quali mercati? Alla Sardegna diamo precedenza, quindi oltre il 60% rimangono in Sardegna, diciamo così. Il 50-60% rimangono in Sardegna perché ci teniamo molto al mercato nostrano, al mercato regionale, perché apprezzano tanto i nostri prodotti, c'è una concorrenza buona, una competizione, chiamiamola così, a chi può proporre i migliori vermentini, i migliori cannonau, e noi su questa gara ci tuffiamo in pieno e vogliamo essere primi in patria. Per quanto riguarda la mensola dei premi di riconoscimento, state sempre facendo spazio, adesso arriva qualcosa da un altro grande appuntamento che è Merano. Di cosa si tratta? Sì, intanto devo premettere che noi abbiamo un po' selezionato la presenza e la partecipazione alle competizioni, perché ce ne sono migliaia, non ci basterebbero tutte le bottiglie che facciamo per
concorrere a tutti i premi nazionali, internazionali e regionali che ci sono nel nostro settore, nel nostro comparto. Però quest'anno abbiamo partecipato a diversi, l'ultimo proprio di questi giorni, siamo in finale per il premio Platino al Festival di Merano, allo Wine Festival di Merano, con il nostro top che è Sciala. Ma Monti di Mola che tipo di risultato è stato per le cantine Surrao? Straordinario dal punto di vista della qualità del prodotto, del vino, perché già lo conoscevamo, abbiamo migliorato l'allevamento delle uve e delle vite delle uve, e in più abbiamo messo qualche accorgimento nell'imbottigliamento, ma quella che ci ha anche diciamo ristorato in maniera proprio eccezionale è dal punto di vista della presentazione, dal punto di vista storico e della storia che ha fatto questo vino, che racconta appunto, come ben si sa, le origini del nostro territorio, della Costa Smeralda, e le origini e l'antica amicizia che ci lega all'autore della canzone, che è Fabrizio Andrì, che non dimenticherò mai di ricordarlo in tutte le occasioni. Prima parlavamo di competizione in un settore che è appunto molto vivo, molto fresco, molto si potrebbe dire con le bollicine. Ecco, la politica regionale è stata attenta alle esigenze del comparto enologico e vitivinicolo? Diciamo che sulla politica c'è sempre da riflettere. Ovviamente siamo tante cantine, tante realtà, tante aziende. C'è chi corre con i propri mezzi, con i propri piedi, e poi ha bisogno di sostegno. Per quelli che hanno necessità di sostegno sicuramente la politica potrebbe fare di più. Cosa sarebbe ad esempio un provvedimento, lo chiedo a Tino De Muro con esperienze in politica organizzata, gestionale, amministrativa di ambito regionale, quale sarebbe un primo provvedimento che sarebbe utile, comodo, fecondo per il settore? Ma intanto si parla sempre di abolire un po' di burocrazia, tagliare un po'. Io invece, più che consolidare questo argomento, direi burocrazia sì, ma per tutti. Punto. Quindi una cosa molto chiara, che faccia partire tutti, non un centimetro avanti e non un centimetro indietro. Per quanto riguarda la politica però siamo vicinissimi alle elezioni politiche, siamo vicini a tante valutazioni. Qual è la sua considerazione? La mia considerazione è che è stata una pazzia mandare a casa Draghi in questo modo, e poi soprattutto queste tormente di vento sulla politica non fanno bene, cioè fare campagna elettorale ad agosto è roba da inciviltà, è assurdo che si sia chiamati alle urne a 6 mesi da una scadenza naturale. Cioè la gente normale non può capire queste cose, quindi la politica non ha dato un bello spettacolo ultimamente su queste, nonostante ci siano le alte istituzioni, come forse poche volte abbiamo avuto in Italia, che sono attente e che sono prudenti e che hanno del sale in testa, come si suol dire. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragneda, ha sottolineato che forse bisognerebbe sollevare l'asticella del turismo di qualità, perché quello di massa potrebbe essere meno proficuo di quanto non sembri. Lei cosa ne pensa? Sì, è vero, la clausura di questi ultimi anni, l'apertura di tutto ci ha portato un po' di tutto. La Costa Smeralda, il nostro territorio è un territorio turisticamente ambito e tutti vogliono venire a toccare, immergere la mano nell'acqua santa per toccare e vedere. Questo ci sta anche, però noi abbiamo sempre ricercato in Sardegna, un turismo, come si dice, di qualità, e dire qualità non vuol dire selezionare o fare le classi o escludere qualcuno. Bisogna sostenere un turismo di cui possiamo non fare brutte figure. Ci vogliono le strutture, ci vuole la sanità, ci vogliono i servizi, ci vuole l'acqua, ci vuole i trasporti, ci vuole un po' tutto. Quindi come si può noi essere contenti se battiamo il record della gente che sbarca qua? Una volta che sbarca nei porti, negli aeroporti, con i mezzi privati, che fine fanno? Tanto sono sempre i soliti posti che battono. Ecco, questi posti diverranno una meta che i turisti ricorderanno malvolentieri se continuiamo così. Quindi ci vuole la qualità, ma la qualità
del turismo non sono delle battute, la qualità del turismo della Sardegna si fa nelle programmazioni, la programmazione urbanistica, nei piani urbanistici, si fanno facendo scelte di base, poi i risultati saranno quelli che saranno. Però se tu, quando programmi il tuo territorio a sostenere un certo numero, un certo peso, sai in cosa vai incontro, quindi è lì che devi stare attento, non a fare sparate come altri fanno. Quindi non solo ha ragione il sindaco di Arzachena, ma Arzachena ha sempre avuto come filosofia quella di stare attenti a quello che noi possiamo offrire e come dobbiamo mettere a disposizione il territorio, come utilizzare il territorio in modo proprio. Quindi cautela, quindi visione, quindi programmazione. Chiudiamo però con un compleanno. Proprio la Costa Smeralda ha festeggiato i 6 decenni, 60 anni da quando queste terre, queste coste, questo mare sono state, mi è piaciuta prima la definizione di acqua santa, perché nel mondo è un brand fortissimo. Cosa vuol dire nel 2022 per Tino De Muro e per le sue aziende il brand Costa Smeralda? Guardate, io sono nato nel 1950. La Costa Smeralda ha visto i primi albori nascere negli anni 60, quindi io avevo 10-12 anni, ho visto tutto, ho visto come un paese che viveva la sua tradizionale vita, pomeriggi morti, però si viveva tranquillamente. L'evento della Costa Smeralda è stato un fenomeno veramente come si dice oggi, epocale, di cambiamento epocale, che ci ha, non dico sconvolto, anche perché ci siamo adeguati piano piano, perché abbiamo visto acquistare i terreni, fare le vetrine, gli alberghi importanti, fare belle strutture, infrastrutture e poi nascere il turismo di facciata, la grande elite e tutto. Quindi è stato una manna per questo nostro territorio ed è stato importante perché siamo partiti direttamente con un turismo di qualità. Portato avanti dagli imprenditori stranieri, dalla Gacan in prima persona, da Mentasti e quant'altri, però soprattutto accolto e ci siamo impegnati da sempre, tutti gli amministratori, tutti quelli che hanno gravitato intorno a questo fenomeno, ci siamo impegnati ad accogliere e a creare uno strato sociale, un territorio, un terreno abbastanza praticabile anche per chi doveva operare. Quindi diciamo che il risultato della Costa Smeralda è così e oggi vale più di prima perché tutti insieme abbiamo lavorato, chi più chi meno, a portare avanti questo marchio che rimarrà non solo per 60 anni ma anche per altri 40 e altri 100 e altri 200 anni. Chiudiamo con un brindisi. Cosa si augura Tino De Muro e che vino beviamo per brindare? Sciala è sempre il numero 1, anche perché dopo 10 anni di pluripremiazione oggi è diventata anche la stella del Gambero Rosso, mi permetto di citarlo perché è un encomio molto particolare e noi ci teniamo a mettercelo come distintivo perché veramente merita e quindi è una qualità che è durata nel tempo e così proseguirà. Quindi brindiamo con un bello Sciala, con un bel vermentino fresco di fronte a queste belle vigne che quest'anno ci hanno dato un bel frutto e speriamo di poter continuare a raccoglierlo, che il tempo ci assista in modo proprio efficiente, efficace per darci un buon prodotto per tutto l'anno. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgarabatti. Da oltre 200 anni
Progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di questo penultimo appuntamento stagionale con Panorama Sardo Speciale Estate, che abbiamo aperto in collegamento con l'aeroporto di Cagliari. Abbiamo poi continuato con un bilancio della Festa del Gusto, poi ci siamo trasferiti in Gallura con Mario Frongia e abbiamo avuto molte notizie positive sull'andamento turistico 2022. Adesso siamo con il mio amico Anthony Muroni, che dopodomani esordisce con una serie di 10 puntate dedicate alla politica, Zoom elezioni. Raccontaci qualcosa di più di questa nuova avventura televisiva. Ma abbiamo cercato di proporre un menù nuovo, un'esperienza nuova per queste strane e insolite elezioni che si svolgono d'estate, campagna elettorale sotto l'ombrellone, presentazione delle liste a Ferragosto, un qualcosa di mai visto, l'ipotesi di grande disaffezione da parte dell'elettorato alle urne e figuratevi dunque verso i dibattiti televisivi. Allora abbiamo pensato di proporre qualcosa di nuovo, abbiamo pensato di andare noi incontro agli elettori e dunque faremo 8 trasmissioni itineranti in 8 diverse piazze della Sardegna, nelle quali ci confronteremo con i candidati e le candidate e cercheremo di capire le loro idee sulla Sardegna, ma anche sul ruolo della Sardegna all'interno del Parlamento italiano. Abbiamo parlato, Anthony, di 10 puntate, le altre 2? Le altre 2 saranno in studio e praticamente sono quella di chiusura della campagna elettorale del 23 settembre e poi una maratona, come ormai si dice, il 26 settembre, per commentare, magari lo faremo anche assieme, Valerio, certo, i risultati elettorali. Per quel che riguarda l'appuntamento di dopodomani, la location è l'Exma di Cagliari. Sì, partiamo da Cagliari, anche se naturalmente l'epicentro di tutto è Nuoro, sede di Telesardegna, che ci ospiterà per esempio nella seconda puntata del 9 settembre, ma partiamo da Cagliari perché presentiamo soprattutto i candidati non solo del collegio alla Camera per quanto riguarda l'uninominale di Cagliari, ma anche il capolista per quel che riguarda il proporzionale alla Camera e al Senato, perché insomma è un po' la partita dei leader sardi che si svolgerà anche nelle urne. E poi affronteremo temi che riguardano tutto il resto della Sardegna nel corso delle altre tappe. Ho detto già che il 9 saremo a Nuoro e il 12 saremo a Sassari, il 14 saremo a Cabras, dunque nell'Oristanese, il 16 saremo ad Arbatax, in Ogliastra, insomma ci sarà questo lungo tour. Come ti sei deciso a ritornare al mondo della televisione e alle trasmissioni di politica? Ma
io da bambino ho la passione per il giornalismo e credo che il giornalismo politico sia quello che più di altri in televisione mi ha appassionato. Soprattutto mi fa piacere aiutare le persone a capire meglio quelle che sono le idee, quando ci sono, da parte dei nostri rappresentanti all'interno delle istituzioni, e anche farmi portavoce, ma lo fai anche tu, lo fanno i giornalisti che sono più innamorati del loro lavoro, farci anche portavoce di quelle che sono le istanze e le domande che i cittadini vorrebbero fare ai politici e non solo. E quando la passione appunto si incontra con la necessità di rendere un servizio e anche di un'azienda che vuole proporre un prodotto nuovo, allora ci sono anche le motivazioni che tu mi insegni. Noi abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo ricoperto tanti ruoli, quando arrivi al massimo è difficile poi trovare motivazioni pari. E in questo caso le motivazioni forti ci sono perché c'è una realtà nuova che vuole proporre un'alternativa importante. Il tuo ruolo di presidente dei Giganti di Montebrama è stata un'estate piena di impegni. Sì, anche quella è una cosa molto emozionante e molto che ci porta ad avere tante esperienze nuove, tanti contatti nuovi, ma soprattutto c'è un grande entusiasmo nella comunità di Cabras, nel Sinis, nell'Oristanese, ma io lo percepisco nella Sardegna intera. Basti vedere la mostra dei Giganti di Montebrama che abbiamo affidato a ANCI Sardegna. I comuni della Sardegna se la stanno contendendo per ospitarla e ogni settimana è in un comune, in un territorio diverso. Lì il mio ruolo è un ruolo di rappresentanza, di mediazione, e adesso la palla passa soprattutto a chi operativamente dovrà gestire la fondazione, ma è un qualcosa che mi piace molto e che credo e spero possa portare dei benefici a tanti sardi. Ettore Muroni nasce prima che come giornalista, come scrittore. Ma no, io nasco come appassionato di cose pubbliche e appassionato di lettura prima che di scrittura. E dunque chi da bambino, da ragazzo ha esercitato molto l'esercizio della lettura poi ha piacere a sua volta di contribuire a raccogliere storie o a raccogliere sensazioni, fare analisi e condividerle con gli altri. Devo dire che poi la mia vera passione è il giornalismo sportivo. Non sono mai riuscito a farlo a livello professionale, come mi sarebbe piaciuto, perché sono stato chiamato a fare altre cose, ma io davvero, se avessi potuto scegliere, potessi scegliere oggi, farei il giornalista sportivo. E allora ne approfitto, ma è vero che il Cagliari ha l'organico più competitivo del campionato cadetto? Il campionato cadetto è un campionato difficile rispetto agli altri, è ancora più difficile da inquadrare. Per avere l'organico più competitivo bisogna avere giocatori che sono forti fisicamente, resistenti e che hanno fortissime motivazioni. Io credo che tu sei stato uno dei protagonisti di quel racconto. 32 anni fa o 35 anni fa nessuno avrebbe detto che il Cagliari di Claudio Ranieri aveva l'organico più competitivo. Aveva qualche giocatore di esperienza, ma aveva tanti giovani che arrivavano da Inter, Roma, dalle giovanili, che avevano voglia di emergere, che avevano quella fisicità e anche quella predisposizione a mettersi a disposizione dell'allenatore che ha fatto la differenza. Ma se tu vedi, sei un esperto, ripeto, anche tu e molti di quelli che ci stanno ascoltando potranno riscontrare, ogni anno una delle squadre neopromosse dalla Serie C lotta per andare in Serie A, perché ha, anche se non giocatori di nome, giocatori che hanno le caratteristiche che dicevo io. Tutto questo a premessa per dire, sulla carta nessuno ha i giocatori del Cagliari, Nandez, Rog, Pavoletti, sono giocatori che potrebbero giocare in Serie A ancora oggi, non si capisce ancora come abbiano fatto a retrocedere con lo standing che hanno. Bisogna capire se poi questo nel campionato di Serie B alla lunga, quando vai a giocare anche sui campi delle piccole che corrono e ti mettono all'angolo, potrà essere decisivo. Nelle prime partite, che ancora dicono poco perché calcio d'agosto, il Cagliari è andato in grossa difficoltà proprio per quello che dicevo. Quello che è emerso è che alla fine, alla lunga, la classe di Pereiro, di Mancosu, giocatori anche che magari durante la partita possono non fare sempre la differenza quando la fisicità è forte, può fare invece la differenza alla lunga. E allora ti faccio l'ultima domanda che riguarda lo sport e il Cagliari. Giocheresti con una o due punte? Ma io non sono appassionato io giocherei nel modo nel quale i giocatori riescono a coprire tutto il campo.
sia in fase difensiva che in fase offensiva. A me piacciono molto le squadre, per esempio la squadra che mi piace di più da anni è il Milan di Pioli, perché il Milan di Pioli anche quando non gioca senza una punta di ruolo, copre il campo, riesce a fare 7, 8, 10 occasioni da gol anche col terzino sinistro o col mediano destro o col laterale destro. E il calcio ormai si è evoluto in questa maniera, grande fisicità, grande capacità di lettura tattica e le motivazioni che fanno tanto. Stanno partendo i titoli di coda, ore 21, dopodomani esordio di Anthony Muroni con zoom sulle elezioni. È un particolare, come ti sembra questa organizzazione sarda alla vigilia di elezioni che vedranno ridotto al numero di 16 i protagonisti in Parlamento? Io sono stato molto critico contro la riforma dei parlamentari, non in assoluto per il fatto che si riduce il numero, per le modalità che sono state scelte. La Sardegna è tra le regioni più penalizzate. Pensate, siamo una regione autonoma come il Trentino Alto Adige. Il Trentino Alto Adige, in virtù del suo status, è riuscito a confermare i 6 senatori che aveva in precedenza con i 315 eletti. Noi invece siamo scesi a 5, dunque pur avendo il doppio degli abitanti del Trentino Alto Adige avremo un senatore in meno. Ancora di più, non abbiamo la possibilità di scegliere noi direttamente i nostri parlamentari perché le liste sono bloccate, i collegi plurinominali sono, anche quelli uninominali sono collegati al plurinominale, perciò non si può fare un voto disgiunto. È una legge elettorale che per questo allontana anche le persone dal voto, ma noi cerchiamo di riavvicinarle facendo circolare le idee e mettendo a confronto i candidati. Ore 21 in diretta dall'ex MA di Cagliari, il primo appuntamento con Anthony Muroni. Grazie davvero. Grazie Valerio, grazie a voi. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group. Specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni, ci hanno insegnato. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.